È un'area veramente fantastica perché presenta varie caratteristiche questa parte centrale del Veneto e del Vicentino. Salendo per la Val Chiampo si arriva in Alta Val Chiampo, si arriva a Crespadoro e qui è stato inaugurato poche settimane fa questo splendido sentiero tra il Campanile e il Vento che unisce vari aspetti, perché c'è un aspetto paesaggistico, un aspetto ricreativo, un aspetto turistico sportivo, ma anche un aspetto culturale legato appunto alle memorie di Rino Mecenero e ai tanti beni culturali che ci sono, e poi si può unire anche un aspetto enogastronomico con i prodotti del territorio, per cui oggi è stata una presentazione importante perché vuol dire valorizzare le aree di collina e di montagna, e arriva in un momento in cui il DDL Montagna è arrivato in Commissione Affari Istituzionali anche in Senato, e per cui questa grande attenzione per queste aree collinari e montane è, diciamo, l'unisono regionale e nazionale, e vediamo invece per quanto riguarda gli enti locali, in questo caso il Comune di Crespadoro insieme a Acque del Chiampo, insieme alla Prolocco, insieme ad altre associazioni ha creato veramente un qualcosa di concreto sul territorio, e quindi oggi era anche l'occasione di presentarli, un invito ad andare a trovarli. Crespadoro proprio è questo il valore aggiunto di questa bellissima comunità che io sono fiera e orgogliosa di rappresentare anche qui oggi al Consiglio regionale, e ringrazio per questo l'invito del consigliere Zecchinato. Crespadoro appunto grande anima, i suoi volontari sono preziosissimi. Io, assieme anche a altri amministratori, diciamo sempre che senza volontari le nostre piccole realtà non potrebbero esistere, quindi un ringraziamento va a ogni singola persona che dona il proprio tempo per la comunità, il senso civico, e questi valori sono fondamentali, noi li portiamo avanti anche in questo sentiero. Perché il territorio va conosciuto di più e questo sentiero, favorito anche dal turismo lento e sostenibile, offrire una vetrina al vostro territorio, al vostro paese. Esattamente, è proprio quello che stiamo cercando di fare come amministrazione comunale, quello da una parte di offrire servizi ai nostri cittadini, quindi si va a pensare dall'asilo nido che partirà a settembre per la prima volta in Alta Valle del Chiampo in collaborazione con i comuni di Altissimo e San Pietro Mussolino, poi abbiamo la parte appunto di valorizzazione del territorio, valorizzazione e promozione del turismo lento, legato ai nostri splendidi sentieri, abbiamo appunto sentieri più facili, e arriviamo fino in alta montagna, fino ad esempio al Gramolon con le ferrate, e quindi abbiamo un'offerta turistica, il turismo lento veramente valida, ed è lì che dobbiamo andare ad intervenire per creare un altro tipo di economia sulla nostra valle. Appunto c'è il polo industriale della Valle del Chiampo di Arzignano, noi abbiamo questo tipo di offerta da valorizzare. Il sentiero tra Campanile e Vento è un anello che va ad unire le tre frazioni di Crespadoro, Durlo, Marana e Campodalbero, lungo circa 25 km e mezzo con 1200 metri di dislivello. Percorribile per i più allenati in circa 8-10 ore, invece per chi vuole godersi la tranquillità dell'Alta Val Chiampo e prendersi con più calma, può tranquillamente dividerlo in due tappe, appoggiandosi alle strutture della zona. Lungo tutto il percorso abbiamo posto 26 LG, dove sono riportati dei testi e poesie tratte dalle opere di Rino Mecenero che ci faranno immergere nella cultura di un paese al di fuori dal tempo. L'impegno di Acque del Chiampo non è solamente quello di garantire acqua di qualità e in continuità a tutti i nostri utenti. Ci rendiamo conto che la salvaguardia, il rispetto e il ripristino del territorio, soprattutto nella fascia montana, è fondamentale. Con la gestione del servizio idrico integrato i comuni ci hanno ceduto anche un patrimonio di infrastrutture idriche importante, realizzato oltre 50 anni fa dalle persone che abitavano le contrade, le frazioni della montagna. Quindi il nostro impegno è quello di ripristinare, riattivare tutte quelle vene d'acqua, tutte quelle sorgenti, quel patrimonio idrico diffuso nella fascia collinare pedemontana. Attraverso quindi interventi mirati di ripristino delle fonti di approvvigionamento, aprendo dei percorsi che nel tempo i boschi hanno chiuso, riusciamo a ripristinare, riattivare l'acqua che se no diversamente sarebbe andata perduta.